Arrivo, eccomi. Dio fa. Di nuovo sto succo, cioè. Ancora succo di frutta. Non so più cosa dirti, cioè. Sono una defiance dell'universo. Allora, boh, ascolta, c'è il giorno della mia biografia, no? Sono pronto? Sono pronto a scrivere. È il mio biofagrafo, so. Il biofagrafo. Guardi. Torniamo alla mia biografia, che è una roba importante, è il momento dedicato al legista del Walter. Dai, scrivi. Allora, mettila così. Capitolo Gli amici di Walter, scrivi. Bravo. Allora, ti ho messo anche te. Biofa di Valmaura, dai. L'ho inserito tra gli amici per un gesto di compassione, così. Biofa, il miglior amico dell'uomo. Dopo, Rioda di altura. Tony Buganza di San Giacomo, Vaticano per essere precisi, e il vecchio Willy Coglione, non Coyote, Coglione proprio. Devo dire che Tony Buganza, cioè, ormai è veramente quasi leggenda, ma se ricordi che robe di cagarsi che ha fatto l'uomo, cioè, se ricordi quella volta che te guidavi e lui che scorreggiava in auto e ti ha arrestato te per guida in stato di ebbrezza, cioè, una roba di applausi, mi so ancora che c'ho poesia, E ricordo di Tony che ha riacceso la mia indole romantica. Dai che scrivi perché sei importante, e voglio parlarti della mia prima fidanzata, del mio primo amore, Clara. No Clara, Clara. E Clara era il diminutivo di Clerasil, no? L'avevo chiamata così perché con ella mi sento via tutti i brufoli. E quella con Clara è stata la prima storia, dopo come te sai, insomma, nosfe, piccio, tante robe in mezzo, nosfe. Ecco, potremmo parlare di quello, del momento, no? Di come che sei nato sto piccio, no? Come che sei nato? E gli hanno detto, ora mi fido di te, vai all'anagrafe, una roba già figone, e mi ha detto, vai all'anagrafe e chiamilo con un nome che ricordi il nostro momento migliore, figoso. E sono da zo, per me il momento migliore era quella, che eri moglie, insomma, e go chiamare il mio figlio, era il momento dello sforzo maggiore, no? Scrivi, non ti sa scrivi, maiuscolo su un nome ignorante. Allora, che te devo dire tutto. Era stata una notte veramente romantica, cioè. veramente romantica. Erano mie e Nosfe, che ancora non si chiamava Nosfe, ero mie e Nosfe, erano noi due, insomma, in auto, fermi, perché mi aveva appena illuminato le candele, che è una roba romantica, che questa, insomma, ascoltavamo musica, è quella che sono mia, mica robetta così, cococò, la musica è sempre stata importante nella vita di Walter. Anni 70, cattivi però, in piena, cattivi, mica robetta, cioè, amico sono in auto, sono on the road, vado on the road, butto anni 70, butto i Deep Purple, in piena, Iron Maiden, ma Deep soprattutto, cioè, Made in Japan, ma discreti, smoke on the water, là, e vado alla grande, mica roba incancellabile oramai, sembrava un'altra storia che il tempo porta via con sé. Tu non lasciarmi, e più mi manchi più tu stai al centro dei pensieri miei. Tu non lasciarmi mai, perché oramai sarai incancellabile. E come finisci Deep e Tacosi e Crazy Train a manetta e via. Tino te sa, scrivi, questo è importante. Allora, Walter è il capo del fan club di Ozzy. Il capo del fan club di Ozzy. Si chiama I ragazzi di Ozzy. Scrivi I ragazzi di Ozzy. È mica roba così, sa. Quanto tempo perso dietro a lui, che promette e poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo noi.
un gomito gli angolo, dentro un brivido. Nei momenti del romanticismo puro proprio, sento che viene su la romantichela, no? Sì, la romantichela, che c'è questa roba, è come una bavisela romantica da dentro, e a Ramone Sapaglia, Paglia, sì, strani amori che fanno crescere e sorridere fra... Daghi Laura! Quante pagine! Resta in ascolto che c'è un messaggio per te e dimmi se sei Cordiglia. Un attimo, rispondo, un attimo, dammi un secondo. Biofa, stavo arrivando, non ti senti che sono in piena? Dai, on the road, arrivo, Dio, arrivo, vado, Dio. Devi restare una roba, un segreto. Cioè, Laura, questo amore che ho per te, devi restare una roba nostra. Veleno di te non c'è mia vestita per questo. Sono sconvolto. Non c'è vita per me più, non c'è altra ragione che mi... Sei terribile.